Io avevo promesso di non diventare virale, perché si diventa virale, si spaccano le macchine, si spaccano i palazzi. C'era un palazzo qua e ora non c'è più. Io devo suonare, devo fare le cose che la vita richiede fare. Quindi non iscrivetevi al canale, non lasciate i like, non me ne fotte un cazzo. Ragazzi, io dobbiamo incontrare il Braga. Io vi dico, vincere e basta, poi dopo si pensa e si ragiona su quei miglioramenti, benino, eccetera, eccetera. Con il Cagliari, benino, bene, vincere e basta, vi avevo detto vincere e basta. Dopodiché vi avevo detto non sottovalutiamo il Frosinone, perché questa è una coppa che ti può portare a fare un'altra coppa, che ti porta a fare la Supercoppa l'anno prossimo. Saranno contentissimi i tifosi che dicevano ma che ce ne fotte la coppa? Sotto nei commenti siete contentissimi così. È una brutta figura nazionale, non va bene. Io ero rimasto al 3-0, ho spento. È arrivato il 4-0, 0-4 in casa e ne potevano fare altri 3 o 4, perché poi Gollini qualche parata l'ha fatta. Guagliù, la figura di merda non si cancella, resta nel tabellino. E poi ragioniamo, perché parliamo. Perché? Perché le similitudini non solo sono quelle con Ancelotti, dell'annata di Ancelotti-Gattuso, perché con gli arbitri ci hanno fatto male, e qualcuno me lo deve ancora spiegare perché si deve andare a vedere al VAR quando quella è cominciata un'altra azione, perché è cominciata un'altra azione quando gliela passa Ocoli il pallone a Simeone. Spiegatemi perché non dovevamo stare 1-0 giocando Maluccio. È chiaro, se tu ne cambi 19 su 11 è normale che giochi Maluccio, però guarda un po'. Le similitudini non solo con l'annata così, ma in questo caso anche con la situazione dell'anno scorso, perché se ricordate bene, con la rivoluzione che si fece con la Cremonese, il Napoli la stava vincendo, e quando poi sono entrati i titolarissimi, che poi la pareggiamo, quindi la perdemmo, poi dopo ai rigori. E guarda un po', oggi è successa la stessa cosa, cioè quelli che sono da considerare le riserve delle riserve, e Giocademme che è un uomo fuori rosa. Se Giocademme che è un uomo fuori rosa, stai dando il segnale a tutti, perché spiegatemelo voi nei commenti. È una scelta di Garcia, che Demme non vedeva nemmeno la tribuna, era una scelta di Garcia. Mazzarri invece lo vede, e la società non c'entra niente in tutto questo. O secondo voi Mazzarri deve chiedere in società: sentite, ma con Demme come ci organizziamo? Perché poi esistono gli infortuni di mercato, e in questi giorni si sta parlando di mercato, sta parlando di Zielinski, sta parlando di Elmas, esistono gli infortuni di mercato. Quindi gioca Demme, quindi hai dato il segnale. Non fai la conferenza stampa, non ce ne fotte un cazzo. Al Napoli non fotteva un cazzo di questa cosa, fotte solo a me. Sto male solo io, che adesso devo andare a suonare, tutti quanti mi guardano: ma perché stai? Perché abbiamo perso con Frosinone per la prima volta nella storia, 8 vittorie, 2 pareggi e la prima sconfitta oggi. Ha già perduto con Frosinone, è chiaro. Demme poverino, sia chiaro, poverino Demme, poverino Zanoli, poverino Gaetano, poverini tutti, poverino Lindstrom, poverini tutti. Poi mi verrete a dire quando abbiamo l'autorizzazione a prendercela pure un pochino con Mazzarri. Me lo venite a dire voi. Quando voi mi date l'autorizzazione, dice però cominciamo a valutare anche il lavoro di Mazzarri dopo le partite, ma lui non si ricorda quante partite ha fatte. Quando poi così, perché cambiarne così tanti? No? Tu potevi già stare 2-3-0, poi ci si mette la sfortuna, ci si mette il palo di Raspadori, ci si mette il palo di Mario Rui, tutto quello che volete voi, tutte le attenuanti che volete voi. Io però avevo detto: fai giocare Zanoli e va bene, ma lascialo lo Botgalla, perché Demme lo consideravo fuori rosa, di conseguenza lascia almeno uno per reparto, lascia Kvara là, perché Raspadori
al di là del palo, non è che mi abbia convinto più di tanto sulla fascia, come non mi convince quasi mai sulla fascia. Il povero Simeone fa quello che può e Lindstrom ce l'ha tirata un gol, quell'occasione che ha avuto, poi è morbido, è un lungo morbidone che onestamente, li vedremo questi 25 milioni prima o poi, ma sicuramente non adesso. Sicuramente non adesso. E poi vai nel panico e cominci a metterli tutti dentro, prima di Lorenzo a sinistra, poi metti Lobot che Demme ci rimane male perché dici ma anche che sta partita mi vuoi far farni che magari me ne vado a gennaio e magari perché non stava facendo nemmeno male Demme. Il passaggio possibile assist per Lindstrom che poi ce l'ha tirato un gol portiere, il secondo portiere del Frosinone, perché mentre io vi dicevo stiamo attenti al Frosinone, io pensavo almeno il Frosinone ha, cioè il Frosinone titolare che si viene a giocare la partita perché è un'occasione importante per farsi vedere. Ma io non giocava Sule e non giocavano Marchizza, quelli là tutti quelli là, Renier, tantissimi indisponibili e scelte tecniche. Stava giocando il Frosinone B contro il Napoli B e poi entrano il Napoli A e perde contro il Frosinone B e mezzo, perché poi ci siamo fatti far gol da Khedira. Io non lo so se vi rendete conto, ci ha fatto gol Khedira, siamo stati umiliati. Siamo stati umiliati a casa nostra, e quei tifosi che sono andati allo stadio di martedì a vedere un'umiliazione del genere, complimenti, complimentissimi. Mentre tutti quanti perdevano il tempo, il presidente ha regalato la maglietta numero 23 agli assessori, l'ha regalata a quell'altra, a Salvatore Esposito, a Carlo Alvì, e perdevamo tempo così, e perdevamo tempo con Elmas. No, ma 25 milioni lo devi vendere sicuramente. E certo, a centrocampo vado a giocare io. In difesa ci gioca Guido Gentile e in attacco ci mettiamo la nostra Angela Torre. Cioè, la sensazione, capito, che non fotteva nessuno di questa partita, io ce l'ho. Non fai la conferenza, voglio vedere quante visualizzazioni fa sto video. Sono proprio curioso di vedere quante visualizzazioni fa questo video, perché io non posso andare live, ma non è colpa mia perché ha già suonato. La brutta figura resta negli annali, come l'anno scorso, solo che, permettetemi una differenza, l'anno scorso, visto che stavi vincendo e stravincendo, te ne potevi anche fregare, e dici vabbè, giocatevela voi la Coppa Italia, tanto in Supercoppa ci andiamo perché siamo campioni in Italia. Quest'anno la Coppa Italia era più che un obiettivo, visto che col Barcellona sicuramente ce la giochiamo. Com'era la storia? Col Barcellona te la giochi e con le riserve del Frosinone no.